È mercoledì 29 maggio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, questa mattina ci occuperemo di ageismo, scopriremo di cosa stiamo parlando, poi andremo al Librino con tutte le attività sociali per il quartiere e soprattutto per i minori. Ci occuperemo anche di termovalorizzatori. Ma intanto cominciamo con la cronaca e torniamo ad occuparci del giallo della morte di Angelo Onorato. L'autopsia non ha rilevato segni di violenza se non quelli della fascetta trovata attorno al collo della vittima. La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo per omicidio, ma il suicidio sembra l'ipotesi più accreditata e spunta adesso anche l'impronta di una mano sul tetto del SUV. Nessun segno di violenza, se non la ferita provocata dalla fascetta stretta attorno al collo. Sono le prime risultanze dell'autopsia eseguita ieri al Policlinico sul corpo di Angelo Onorato, l'imprenditore trovato morto in auto sabato scorso in una strada parallela al viale Regione Siciliana. Le indagini sono in una fase cruciale e gli inquirenti invitano al massimo riservo per non interferire con l'inchiesta. Sono stati effettuati i prelievi necessari per gli esami tossicologici e per stabilire se l'imprenditore fosse o meno sotto l'effetto di sedativi. Per quei risultati ci vorranno 90 giorni. Il fascicolo aperto della procura è per omicidio, ma la pista del suicidio rimane quella privilegiata dagli inquirenti. La morte sarebbe avvenuta per soffocamento. A scoprire il cadavere sono state la moglie, l'europarlamentare Francesca Donato, e la figlia Carolina, che attraverso il segnale del GPS hanno raggiunto la vettura accostata al marciapiede, facendo la macabra scoperta. Rilievi effettuati sul luogo del ritrovamento e all'interno dell'auto si apprende che sul tettuccio del SUV è stata rilevata un'impronta di una mano. Gli esperti stanno cercando di verificare attraverso analisi sofisticate quando sia stata lasciata quell'impronta. Risale al giorno della scoperta del corpo di Onorato oppure si tratta di una vecchia impronta e quindi non c'è alcun riferimento con la tragica scomparsa dell'imprenditore? E ancora, appartiene a Onorato o a qualcun altro? Ed eventualmente a chi? Ci sono altri elementi al vaglio della polizia, come una fascetta trovata per terra a fianco del Range Rover che i poliziotti hanno rinvenuto leggermente aperto al loro arrivo. Si tratta dello sportello lato guida dove era riverso sul volante Onorato con le scarpe quasi tolte e gli occhiali sul bavero della camicia. Ma c'è un altro elemento importante: sembrerebbe che la chiusura della fascetta attorno al collo dell'imprenditore sia laterale. Su questo aspetto aveva riflettuto a caldo Nuccia Albano, incaricata dalla famiglia Onorato come perito tecnico di parte per la sua lunga esperienza di medico legale. Secondo Albano, la posizione della chiusura della fascetta sarebbe determinante per stabilire se Onorato sia stato ucciso, come sostengono familiari ed amici, oppure si sia suicidato. Siamo a Palermo, l'onda gialla non si ferma, in migliaia per la marcia della Coldiretti. Gli agricoltori chiedono interventi concreti per non fare morire le aziende in crisi. Non vogliamo sussidi, ma risarcimenti. La cosa assurda è che nel 2024 non si può ancora scendere in piazza per l'acqua, è una cosa veramente assurda. Pozzi senza acqua, campi aridi, grano ormai secco e difficoltà nel reperire il fieno per mantenere il bestiame. Gli agricoltori siciliani scendono nuovamente in piazza. Siamo a Palermo, la Coldiretti in prima fila per questa prima protesta dopo l'inverno. Il nemico di lavoratori e imprenditori del settore primario si chiama adesso siccità. Ci sono mesi che denunciamo una situazione veramente incredibile. Oggi abbiamo aziende che sono purtroppo costrette a battere gli animali perché non hanno più il foraggio. Abbiamo delle infrastrutture idriche che sono allo sfacelo e tantissimi agricoltori rischiano di dover chiudere le proprie attività. Questo è quello che chiediamo: interventi immediati, ma soprattutto una progettazione che possa togliere la Sicilia una volta per tutte da questa situazione che veramente porta a distruggere un comparto che oggi è l'anima più importante dell'economia dell'isola. E non si riesce più a fare il reddito, siamo proprio agli sgoccioli, mangimi alle stelle, caro energia, siccità. Mi dica lei cosa dobbiamo fare con i prezzi di 20 anni fa? Non riusciamo neanche ad aumentarli perché non c'è sostenibilità economica da parte delle famiglie. Cosa dobbiamo fare? Oltre 2000 persone in marcia verso Palazzo d'Orleans, sede del governo regionale. Oltre il 70% del grano e del fieno siciliano è andato perso, ortaggi e frutta sono ormai secchi a causa dell'insufficienza di acqua, perdite che, secondo la Coldiretti, si verificano anche per via di tubi fatiscenti che fanno disperdere l'acqua, che costa cifre astronomiche. Ci stanno costringendo a chiudere le nostre aziende oppure a vendere tutto, sempre trovando chi lo trova, non è facile, vista la situazione che c'è.
E l'emergenza siccità mette a rischio anche il lago di Pergusa in provincia di Enna. Le sue acque, scenario del mito di Proserpina, scendono di decine di metri all'anno. L'allarme degli ambientalisti. Il lago di Pergusa si sta restringendo. L'unico bacino naturale del centro dell'isola si ritira ogni anno di decine di metri. Il caldo anomalo e la siccità hanno accelerato il processo. Sulle rive di questo lago camminava Proserpina, la figlia di Cerere, la dea delle messi. Raccoglieva fiori prima di essere rapita dal dio degli inferi che la trascinò con sé nell'oltretomba. Così il mito spiegava il nascere delle stagioni. Adesso il lago di Pergusa, così carico di storia e di significati, è ridotto ad una pozzanghera al centro di questa conca profonda appena poche decine di centimetri. Il lago di Pergusa in questo momento addirittura non solo è diventato pochi centimetri, ma inizia a mostrare l'arrossamento delle acque, che è una tipicità del lago di Pergusa, era conosciuto nell'antichità per queste crisi cicliche, veniva chiamato il lago rosso sangue. Un fenomeno causato dall'aumento della salinità, quasi il doppio del Mediterraneo, che fa proliferare una colonia di batteri. Sotto accusa, oltre al caldo, anche la cattiva manutenzione dei canali che mettono a rischio la zona umida di sosta degli uccelli migratori. Considerate che noi in questa fase dell'anno dovremmo avere centinaia di esemplari di decine e decine di diverse specie di uccelli. In questo momento abbiamo veramente ben poco, sono scomparse la gran parte delle specie presenti fino a 2 anni fa. C'è qualche fenicottero, bellissimo da vedere. Per limitare l'evaporazione, Legambiente chiede da anni l'abbattimento degli eucaliptus piantati sulle rive che assorbono grandi quantità d'acqua. Inascoltata da anni anche la richiesta di dismettere l'autodromo che con il suo anello circonda il lago, bollato come inutile e dannoso. Diciamo che oggi è anacronistico pensare che debba esistere ancora la pista. Noi di Legambiente chiediamo da sempre a gran voce che venga dismessa. Bene, adesso andiamo ai quotidiani, quelli regionali, con Emanuela Corsi per la prima parte della nostra rassegna stampa. Ci ricolleghiamo proprio a quest'ultimo servizio che abbiamo visto, Angelo, e quindi partiamo da Repubblica Palermo e vediamo il titolo in grande nel taglio centrale: la protesta in piazza, la Sicilia assetata. A Palermo slogan e cori di contadini e allevatori contro la regione. Cercate soltanto voti. Le storie anzi della disperazione nei campi tra raccolti bruciati e animali mandati al macello. Manifestazione di 20.000 agricoltori proprio per questa emergenza siccità che in Sicilia fa sentire i suoi effetti già ben prima dei mesi estivi. E poi la retroscena, il paradosso della Coldiretti di lotta e di governo. Questa appunto la notizia in primo piano, però c'è un'altra notizia che è di cronaca, vediamo nel taglio alto: furti di rame, l'oro rosso della città. Dopo i 2 fratelli che sono rimasti folgorati allo Zen mentre cercavano appunto di rubare il rame dai cavi elettrici, viaggio nel business tra bande e blackout. E poi l'inchiesta, il tariffario è questo: 6 euro al chilo per il ferro, 41 invece per l'alluminio. In questo mercato chiaramente nero, per quanto riguarda questi furti. Il caso Onorato, l'autopsia avvalora l'ipotesi del suicidio perché non sono stati trovati dei segni appunto di violenza sul corpo dell'imprenditore trovato morto sabato scorso. E poi la politica, verso le europee, Falcone e Milazzo vengono dichiarati impresentabili appunto per il voto europeo. E poi vediamo questa immagine drammatica, perché c'è una bara bianca, quella piccola vittima di una guerra dimenticata, morire a un passo dall'Europa. Chiaramente stiamo parlando di migranti, di viaggi della speranza, a 5 mesi, appena spegnersi di fame e sete su una barca alla deriva, perché le lacrime di una madre che da giorni non tocca né cibo né acqua e non riesce ad allattare non si bevono. Questo racconto appunto drammatico dell'ennesima vittima del mare di soli 5 mesi, ricordiamo. Vediamo la notizia in primo piano: siccità in piazza, la Sicilia assetata, in 20.000 incalzano
Schifani. La manifestazione di Coldiretti ha riunito agricoltori e allevatori messi in ginocchio dalla carenza di acqua, slogan e cori contro il governo regionale. All'assessorato all'agricoltura c'è solo confusione. Ricordiamo che al momento chi sta reggendo l'assessorato è il presidente Schifani. Dopo le dimissioni di San Martino, ma manca effettivamente una figura poi di riferimento per il comparto agricolo. Cercate soltanto voti, queste appunto le parole dei manifestanti. E poi il presidente che diserta l'incontro e la Coldiretti si scopre di lotta e di governo. Questo è il retroscena. Il governatore era trattenuto a Taormina, convoca in serata il tavolo tecnico ad appesantire il clima, appunto la poltrona ancora vuota dell'assessore dimissionario San Martino. E poi qui vediamo alcune immagini appunto della manifestazione, in alto il ministro dell'agricoltura Lollobrigida e poi sotto appunto Schifani che non era presente, dicevamo era in quel momento a Taormina durante la manifestazione. E poi le voci, dicevamo, disperate degli agricoltori che sono state raccolte oggi da Repubblica Palermo. Per esempio c'è chi rappresenta il parto agrumicolo siciliano, dice le arance biologiche pronte per il macero, un'allevatrice che addirittura dice per gli animali affamati è meglio il macello. E poi il produttore di frutta, pesche e susine fuori dalla grande distribuzione. Ancora un altro settore a rischio è quello del grano, per mesi non è piovuto e adesso è un disastro. Queste 4 facce dello stesso problema, la siccità. Andiamo a vedere l'altra notizia in primo piano. Gravissimi i fratelli dello Zen folgorati mentre rubavano i cavi. Un imprenditore parla, dice problemi continui nelle mie aziende, danni per oltre 200.000 euro, non chiedono il pizzo ma fanno cassa così, cioè rubando appunto i cavi di rame. Quello che viene definito l'oro rosso è un nuovo affare, una riserva di caccia per i ladri, redditizia ma pericolosa, come testimonia appunto l'ultimo incidente avvenuto a questi 2 ladri, città al buio per effetto dei raid. E poi le indagini al CEP, il quartiere di Palermo, la gang che gestiva appunto questo business dei metalli. Abbiamo visto anche il tariffario in prima pagina: 6 euro per 1 chilo di ferro, 14 per il rame, 41 l'alluminio. Questo è il tariffario dell'organizzazione azzerata da 27 arresti. Il caso Onorato, di cui oggi si occupano tutti i quotidiani, niente segni di violenza, l'autopsia su Onorato avvalora il suicidio, però resta il giallo della perché si sarebbe tolto la vita qualora appunto fosse realmente un caso di suicidio. Gli investigatori scavano nel telefonino e nel computer a caccia di un motivo che giustifichi il gesto. E poi la ricostruzione delle ultime ore della sua vita, quest'ultimo caffè dell'architetto appunto con un amico misterioso è avvenuto in questo bar di Viale Strasburgo. Sequestrate le immagini per identificare appunto chi era questa persona che lo accompagnava. Andiamo a vedere il Giornale di Sicilia che apre proprio con il caso Onorato anche oggi e scrive: l'autopsia non scioglie il giallo, bisognerà attendere l'esito dell'analisi tossicologica per capire se sia stato o meno sedato qualora invece si volesse percorrere la strada chiaramente dell'omicidio. Sotto esame un'impronta sul tettuccio dell'auto, l'assenza di altri segni di violenza sul corpo di Onorato, morto per soffocamento. Avvalora, dicevamo, questa tesi del suicidio, ma la moglie rivela aveva paura che qualcuno volesse ucciderlo, ed è quello anche che è emerso da questa famosa lettera che è stata consegnata dall'amico alla polizia, dove appunto lui parlava di timori sulla sua persona ma anche e soprattutto nei confronti della sua famiglia. E poi nell'indagine si va a scavare in quelli che erano gli interessi di Onorato, soprattutto in quest'area a Capaci, dove voleva forse costruire degli appartamenti, un affare dai tempi lunghi. Il sindaco Puccio spiega: in realtà tutto è fermo da anni, mancano le opere di urbanizzazione.
Andiamo a vedere le altre notizie. L'agricoltura in crisi, la marcia su Palermo, vediamo qui la fotonotizia dedicata proprio al mondo di Coldiretti che è sceso in piazza ieri a Palermo, e poi l'antimafia, 7 impresentabili, ci sono anche 2 big siciliani come abbiamo detto, quindi segnalate dalla Presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo le inchieste aperte su Falcone e Milazzo. Questo sarebbe il motivo appunto per cui sono stati considerati impresentabili, ma le candidature restano valide, quindi liste al setaccio della commissione appunto parlamentare. Un po' di cronaca: rapinatori seriali traditi dai social, negozi di Palermo nel mirino. Sono stati arrestati 2 giovani palermitani per 6 colpi, come si sono traditi con i selfie su TikTok. E poi allo Zen, come abbiamo visto, per rubare i cavi di rame restano folgorati 2 uomini ricoverati in prognosi riservata per le ustioni e sono gravi. Il dramma di Cianciana, per fortuna una buona notizia, è salvo il bambino accoltellato, il bimbo più piccolo di questa tragedia familiare. L'abbraccio con la mamma ha lasciato la terapia intensiva del civico di Palermo, appunto dove era ricoverato. Andiamo a vedere adesso la Sicilia. La Sicilia, allora, vediamo intanto la doppia apertura, ma che ponte più case e asili. Ieri Schlein in Sicilia, ma anche alla Sicilia, in redazione appunto la segretaria del PD dice: Meloni esca dal palazzo e viva la sofferenza, lavoro e lotta alla mafia, un'unica battaglia. E poi l'impronta del giallo, appunto, vediamo la foto di Onorato, eseguita l'autopsia sul suo corpo, non sarebbero emersi segni di violenza, si esamina quanto trovato sull'auto. Europee, anche qui Falcone e Milazzo tra i 7 impresentabili, vediamo in primo piano, in prima pagina. E ancora la crisi dell'agricoltura, l'esercito della sete è in marcia a Palermo, raccolti azzerati, siamo allo stremo. Vediamo nel taglio alto alcuni richiami di altre notizie. Intanto il calcio, il Catania che ha terminato la sua corsa verso la Serie B, il Catania vicino a un accordo col tecnico toscano, il direttore sportivo invece sarà Faggiano, resta ancora da scoprire credo il nodo allenatore. È proprio l'allenatore Mimmo Toscano, con ogni probabilità, che non rinnoverà con il Cesena, squadra con la quale... Quindi è probabile che... È molto probabile, non rinnoverà perché ha chiesto il prolungamento di un anno alla società romagnola, un prolungamento che non è stato accettato, e quindi per questo potrebbe accettare quello che è il progetto del Catania. Si facevano anche altri nomi, tra cui anche Inzaghi. Anche quello di Inzaghi, ma si sì, facevano tanti altri. Al momento chiaramente non c'è nulla di ufficiale, però la pista, quella che porta a Mimmo Toscano, sembra quella più probabile. Vediamo altre notizie di cronaca. A Catania ex direttrice delle Poste condannata a 8 anni, a Palagonia invece perseguita ex moglie, è stato arrestato un 53enne. E poi il caso a Catania, carenza di pediatri, ci sono 5.000 bambini scoperti. A Taormina questa buona notizia: restituito a turista uno zaino con gioielli. Andiamo a vedere all'interno della Sicilia, anzi vediamo direttamente la prima pagina della Gazzetta del Sud perché credo che siamo un po' lunghi con i tempi, e quindi siccità. Messina cerca soluzioni, l'ordinanza del sindaco Basile è scaturita da un'allarmante relazione predisposta dall'AMAM in vista dell'estate, e poi a Palermo invece scendono in piazza 20.000 tra agricoltori e allevatori. Ieri Elly Schlein non solo a Catania, ma prima è stata appunto nella città dello Stretto, dove ha ribadito il suo no al ponte. Ci fermiamo allora per questo primo segmento di rassegna stampa. Fra poco vedremo le notizie dall'Italia e anche dall'estero, sempre con Emanuela Corsi. Bentornati a Buongiorno Sicilia, riprendiamo con la rassegna stampa, stavolta i quotidiani nazionali, e quindi notizie non solo dall'Italia ma anche dall'estero. E infatti partiamo proprio dall'estero con il Corriere della Sera, perché in primo piano si parla ancora di Medio Oriente. Israele non si ferma, i tank a Rafah, nuovi raid e vittime, ma l'esercito ebraico smentisce, Stato palestinese
c'è il sì ufficiale di Spagna, Norvegia e Irlanda per il riconoscimento. E poi l'altra guerra, quella in Ucraina, armi per colpire in Russia, anche qui l'Europa è spaccata, è divisa su questa posizione. Macron e Scholz sono per il via libera e Putin attacca Stoltenberg. Poi vediamo altre notizie di spalla. Il Papa che chiede scusa dopo le parole sui gay, dice: non volevo offendere, nella Chiesa c'è spazio per tutti, dopo le polemiche appunto per queste frasi che il Papa avrebbe pronunciato però in privato durante, diciamo, una riunione una riunione, esatto. E poi nel taglio centrale vediamo l'attore Robert De Niro che attacca Trump, perché questi sono giorni convulsi negli Stati Uniti, soprattutto Trump che attende l'esito di un processo, ma che ricordiamo è il principale competitor poi di Biden per la corsa alla Casa Bianca. Quindi si va verso il giudizio. L'accusa di De Niro che dice è un tiranno per i legali, chiaramente è innocente. L'attore è stato convocato dallo staff di Biden. Leggiamo appunto: si avvicina per Donald Trump il momento del giudizio in tribunale, i suoi avvocati continuano a dichiarare l'innocenza della tycoon, e questo show di Robert De Niro in strada davanti al tribunale che attacca Trump appunto definendolo un tiranno. Altra notizia che riguarda invece il premier Meloni, che va a Caivano, dove è stata inaugurata la palestra, il centro sportivo, dove ricordiamo sono state consumate delle violenze ai danni di 2 bambine minorenni da parte di un gruppo. Quello è diventato un po' il simbolo anche della lotta alle violenze, all'emarginazione, insomma, e anche per riqualificare le periferie. Meloni evoca l'insulto stringendo la mano a De Luca e appunto scintille con il governatore Campano, il saluto e le polemiche. Tra poco vedremo che cosa ha detto la Meloni. Non lo dico io, lo dicono i giornali magari. Mattarella e la strage. Ieri 50 anni della strage di Piazza della Loggia a Brescia. Il presidente Mattarella si è recato appunto nella città, con il suo discorso ha detto: in quell'occasione lo Stato fu tradito. Andiamo a vedere all'interno la notizia in primo piano, quindi il Medio Oriente, i tank nel cuore di Rafah, danni al ponte degli Stati Uniti, stop agli aiuti. L'esercito, la strage colpa di un deposito d'armi, e poi nel frattempo ci sono Norvegia, Spagna e Irlanda che riconoscono la Palestina. A Bologna manifestazioni pro-Palestina, i manifestanti sui binari, i treni sono stati bloccati. E poi vediamo anche nell'altra pagina Bibi, Netanyahu che teme l'inchiesta, così fece intimidire la procuratrice dell'Aia dal Mossad, le pressioni del capo dei servizi avvenute nel 2015. Ancora l'altra notizia riguarda la guerra in Europa, quindi la guerra in Ucraina, armi alleate per colpire la Russia. Sì, arriva il sì, però con dei limiti da parte di Macron e Scholz. Poi proprio ieri c'è stato questo asse tra la Francia e la Germania, Macron che è andato in visita in Germania da Scholz, e quindi questo anche l'esito per quanto riguarda la loro posizione nei confronti della guerra in Ucraina, quindi le armi che vengono inviate dall'Europa all'Ucraina in realtà potrebbero essere utilizzate anche per colpire la Russia, quindi diciamo i siti militari da dove partono gli attacchi. Esatto, quindi non solo per difendersi ma anche per attaccare in questo caso. L'Unione Europea però è divisa, gli Stati Uniti frenano, Salvini si scaglia contro Borrell e lo definisce una bombarolo, perché anche Borrell, diciamo, segue e sposa questa linea. Putin invece insulta Stoltenberg e dice, insomma, state attenti perché questo creerà un'escalation di guerra. E poi vediamo qui quei colpi di Kiev che già sono oltre il confine da Belgorod alla Crimea. Le operazioni ucraine in territorio russo sono aumentate, ma quasi mai però contro obiettivi civili. Repubblica, vediamo oggi
Berlino liquida Ursula. Appunto, dicevamo, il cancelliere Scholz, che ha incontrato Macron, determinato a negare un secondo mandato a von der Leyen perché ha aperto troppo a destra. I 5 Stelle cercano casa a Bruxelles, trattative per un gruppo con i rossobruni tedeschi e gli slovacchi di Fico. Intervista poi a Glucksmann, la sinistra argine contro i filorussi. Questa è l'apertura appunto di Repubblica. E poi qua vediamo la Meloni che saluta De Luca, il governatore campano. La vendetta di Meloni, scontro e insulto. Oggi c'è un altro tema in primo piano, la riforma del premierato. Scintille in Senato, però arriva il primo sì all'abolizione dei senatori a vita. E ancora Piazza della Loggia e le parole non dette dal Premier, dicevamo ieri, 50 anni dalla strage. Putin attacca Stoltenberg, è un demente, lo ha definito così, e poi guerra a Gaza, i tank israeliani nel centro di Rafah. Vediamo questo patto franco-tedesco che è in apertura oggi appunto di Repubblica contro le destre. Von der Leyen perde l'appoggio di Scholz, ma perde l'appoggio anche di Macron, che è stato uno dei primi sostenitori del primo mandato appunto di Ursula von der Leyen. Dopo le aperture di Ursula a Fratelli d'Italia, dal vertice con Macron esce l'impegno a blindare l'attuale maggioranza nell'Unione Europea. Ancora ieri la Presidente della Commissione ha avuto parole di elogio per la Premier italiana. Diciamo, questa posizione che si sposta verso destra della von der Leyen non piace né alla Francia né tantomeno alla Germania, paese appunto da cui proviene l'attuale Presidente. Glucksmann, mai con i conservatori, la sinistra europea argine ai filorussi. L'intervista al leader socialista francese. La Stampa, vediamo Macron, Putin, l'Europa trema, l'Eliseo, Kiev deve poter colpire le basi russe, lo zar, così la NATO vuole il conflitto globale. Questa è la risposta appunto di Putin. Assalto finale intanto a Rafah, i tank israeliani nel centro della città, ci sono 21 morti in un nuovo raid, e Gerusalemme che nega. E poi nel taglio alto Meloni invece a Caivano, lo scontro con De Luca, la Presidente incontra il governatore che l'aveva insultata in un video e dice: buongiorno, sono la stronza. Poi altro caso di cui si parla oggi, anzi il caso in realtà è scoppiato nelle ore precedenti, però oggi ci sono le scuse del Vaticano. Ha parlato il portavoce ieri di Papa Francesco e insomma ha detto la Chiesa è di tutti. Il Papa non voleva esprimersi in maniera omofoba contro nessuno. Andiamo a vedere il manifesto. Lo stato delle cose, questo è il titolo di oggi. Irlanda, Norvegia e Spagna riconoscono lo Stato di Palestina mentre i carri armati israeliani entrano a Rafah. Nuovi raid sulle tende degli sfollati palestinesi ad al-Mawasi dopo le bombe sul campo di Tel al-Sultan, ma le sanzioni a Israele sono ancora tabù. Il Riformista mette in primo piano la riforma elettorale, la riforma sulla giustizia, quindi giustizia elettorale. Nordio e Mantovano da Mattarella accelerano sulla separazione delle carriere, lo sprint che tira la volata a Giorgia per quanto riguarda le europee. E qui vediamo nel dubbio dal Colle a Palazzo Chigi, appunto sprint sulla separazione delle carriere, quindi apertura dedicata proprio a questo tema anche su questo quotidiano. Già oggi il sì del Consiglio dei Ministri al DDL anticipato ieri a Mattarella. Il Giornale, svolta storica, così scrive: sì del Quirinale, cambia la giustizia, il testo arriva al Consiglio dei Ministri, separazione delle carriere e alta corte per le sanzioni. E poi vediamo la fotonotizia dedicata alla stretta di mano tra Giorgia Meloni e De Luca. Sono la stronza Meloni, Giorgia gela De Luca. Questa è un po' la frase caso che è di oggi. Avvenire la racconta chiaramente diversamente, scrive Caivano si riparte, rinasce il centro Delfinia,
5 ettari per lo sport e teatro a 300 metri dal Parco Verde. La Premier Meloni si vendica con De Luca e attacca Salve, sono quella che ha insultato, scrive Avvenire. Ha edulcorato, diciamo. Il tempo non ha edulcorato nulla, perché, ecco, vediamo il titolo, è diciamo un virgolettato chiaramente della Meloni, e poi rinasce il Parco della Camorra. Ecco qui l'apertura di oggi. Libero invece apre con il caso sul Vaticano, Bergoglio e pregiudizio. Gioca un po' con queste parole. La sinistra bastona il pontefice per le frasi sui gay. Francesco alla fine si scusa ma non smentisce nulla. È finito l'amore con i progressisti. E anche qui ecco la citazione che viene richiamata in prima pagina da Libero. Giorgia spiana De Luca, il governatore l'aveva insultata in un video e il premier gliel'ha ricordato ieri quando gli ha stretto la mano. Diciamo che ha aspettato il momento opportuno. Il momento opportuno. Allora, ci fermiamo per quanto riguarda la rassegna stampa, torneremo ai quotidiani magari più avanti. Sì. Per noi c'è adesso una breve sosta e poi dopo le previsioni meteo ci ritroveremo con il primo dei nostri ospiti di questa mattina e parleremo di un fenomeno, si chiama ageismo, e scopriremo di cosa stiamo parlando. Restate insieme a noi a Buongiorno Sicilia. Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, questo aggiornamento previsionale, una giornata di mercoledì con sole alternato a nubi sulla nostra penisola. Dal pomeriggio si attiverà una certa instabilità lungo la dorsale appenninica, qualche disturbo è atteso anche sull'arco alpino, ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci. Uno sguardo ora più in dettaglio alla Sicilia, giornata di mercoledì 29 maggio di bel tempo e stabilità. Contesto anticiclonico a garanzia di fatti di sole prevalente sull'isola e un clima molto mite, caldo in alcune zone con punte massime attorno ai 27-28 gradi, picchi più elevati. Anche nella giornata di giovedì poco cambierà, ebbene il tempo sarà stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione in prevalenza debole a regime di brezza, tutte le quote e mari di conseguenza quasi calmi o calmi sotto costa e a largo, e un clima ancora molto mite dal sapore quasi estivo in alcune località. Torneremo a toccare picchi di 27-28 gradi. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web. Ci siamo tornati in studio per Buongiorno Sicilia, primo dei nostri ospiti, la prima degli ospiti stamattina, Eleonora Selvi, presidente della Fondazione Longevitas. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi stamattina. Parliamo di ageismo, è un termine italianizzato da un termine inglese, diciamo così, age, età, no? Parliamo dunque di etaismo, per dirla in maniera nella nostra lingua in italiano. Ma che cos'è esattamente questo ageismo? Per ageismo intendiamo quell'insieme di stereotipi e di pregiudizi legati appunto all'età. È una parola poco nota, anche se in realtà è un termine che esiste da parecchio, è stato coniato nel 1969, quindi lo stesso periodo in cui nasceva un termine come sessismo, che oggi invece è molto più noto, mentre molto meno noto è questo fenomeno che invece ci interessa in modo particolare, soprattutto in Italia, dato che siamo uno dei paesi più longevi al mondo, il più longevo d'Europa, e quindi il tema delle discriminazioni legate all'età è particolarmente sentito, e al contrario di quello che si potrebbe immaginare non riguarda solamente le persone più anziane, alle quali spesso sono associati molti stereotipi, come quello di essere lenti, inefficaci, meno adatti a tutta una serie di compiti, ma è un pregiudizio che può riguardare anche i più giovani, dei quali ad esempio spesso si pensa che siano meno competenti, meno credibili, meno affidabili, e sono tanti i giovani che lo sperimentano ad esempio sul mondo del lavoro, quindi è qualcosa che limita fortemente anche in questo caso le loro opportunità di crescita personale e professionale. Dottoressa Selvi, io la interrompo perché lei diceva che coinvolge non solo gli anziani, coinvolge anche i giovani. Da qui scaturiscono poi dei numeri che riguardano alcune patologie, perché tali sono, come ad esempio la depressione, perché molte di queste persone che diciamo
si sentono in qualche modo discriminate, che vengono discriminate, cadono in depressione. Il numero è piuttosto diciamo importante, oltre 6 milioni sono i casi riconducibili a depressione per ageismo in tutto il mondo. In pratica in questo caso si parla però di anziani soprattutto, un anziano su 6 sarebbe colpito proprio da... Come la possiamo definire? La patologia certamente la depressione, ma è uno status quello dell'ageismo? Sì, è qualcosa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice ha un impatto molto importante sulla salute delle persone. Se io mi sento trattato, guardato dalla società come un peso, come qualcuno che non ha più la possibilità di portare un contributo, finisco per interiorizzare io stesso quel modello e quella visione di me stesso. Quindi avviene quella che si chiama perdita di autoefficacia, quindi è un po' come una profezia che si autorealizza. Comincio io stesso a mettere in atto dei comportamenti meno sani, quindi anche ad avere degli stili di vita peggiori, a ridurre la mia vita sociale, a impegnarmi molto di meno, quindi a sentirmi veramente come un peso. Questo ha delle conseguenze che sono appunto, come diceva correttamente lei, la depressione, ma anche l'isolamento sociale, quindi l'abbandono a se stessi, e questo può avere anche altri tipi di conseguenze, ad esempio si è maggiormente esposti al rischio di essere vittime di quegli abusi e dei maltrattamenti che riguardano una persona anziana su 6, quindi un impatto sicuramente significativo, soprattutto se sono veri quei numeri che ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè una persona su 3 a livello globale è colpita dall'ageismo, e c'è un rapporto molto importante che ci dice che addirittura il 42% delle persone più anziane sentono diffusamente questo pregiudizio attorno a sé, soprattutto nell'ambito lavorativo. Ecco, non pensiamo soltanto ai pensionati, ma pensiamo anche a tutti quei lavoratori maturi, in particolar modo in quei contesti magari ad alta intensità tecnologica, dove c'è un grande dinamismo, dove il cambiamento è continuo, e che vengono marginalizzati perché comunque si investe molto meno informazione sulle risorse più mature, si investe di più sulle persone più giovani, anche se al tempo stesso queste ultime vengono meno valorizzate economicamente. Quindi ecco, come dicevamo prima, in ogni fase della vita si rischia di finire all'interno di questa gabbia di discriminazione. Quindi quello che dovremmo fare è smettere di guardare alle persone in modo monolitico, così collegandole alla loro età, e riuscire a guardarle per quello che sono, quindi lavorare contro questo pregiudizio culturale. E allora è un problema culturale, come lei dice, in questo momento, ma ha anche dei risvolti che investono la politica, perché chiaramente ci sono i due aspetti da considerare. Sicuramente è un fatto di scelte, anche un fatto di destinazione di risorse. Pensiamo ad esempio all'ageismo in ambito sanitario. Non a caso questo termine abbiamo cominciato a sentirlo un po' più circolare nel 2020, nel periodo della pandemia, nel momento in cui di fronte a delle risorse limitate si è cominciato a discutere di chi avrebbe potuto essere sacrificato, ad esempio se fossero stati troppo limitati i posti in terapia intensiva. Ecco che sono emerse delle linee guida, e non soltanto in Italia, nelle quali si diceva che sarebbe stato più opportuno dare possibilità alle persone più giovani, perché avrebbero avuto più chance di successo terapeutico, e soprattutto perché avevano una maggiore quantità di vita di fronte a sé. Questo significa dare un peso diverso alla vita delle persone a seconda della propria età, e questo è un fatto che ha rilevanza politica. Quindi la politica deve investire anzitutto in un sistema sanitario più equo e più accessibile, ma più in generale deve mettere in atto delle strategie, delle politiche concrete per contrastare questo fenomeno a tutti i livelli, quindi non soltanto nell'ambito assistenziale diretto alle persone più anziane, ma anche lavorando per costruire quei ponti tra generazioni che sono il modo migliore per contrastare questo fenomeno, ma anche per sensibilizzare, ecco, ad esempio i giovani nelle scuole, e per lavorare anche affinché nei posti di lavoro ci sia il modo di valorizzare le risorse di ogni età, ad esempio con dei programmi di mentoring, quindi di scambio di saperi tra le diverse generazioni. In questo ovviamente anche il mondo dell'impresa ha un ruolo molto importante, oltre alla politica e alle istituzioni. E la sua fondazione come si pone e che cosa fa
in questo senso per aiutare quanti magari diventano vittime e vengono discriminati? Noi ieri abbiamo presentato nella sede romana del Parlamento europeo un manifesto appunto europeo contro l'ageismo, quindi indirizzato ai decisori sia nazionali sia a chi si candida a ricoprire un ruolo importante all'interno del Parlamento in Europa nella prossima legislatura, proprio affinché questo tema entri al centro dell'agenda politica, quindi chiedendo che ci sia intanto l'istituzione di una giornata europea, ma che non sia un momento simbolico dedicato al contrasto di questo fenomeno, ma che sia solamente il punto d'arrivo di un'azione che deve andare avanti tutto l'anno e che, come dicevamo, deve snodarsi attraverso investimenti mirati nel mondo della scuola, nel mondo della formazione, ma anche della ricerca rispetto a questo fenomeno, indagandone le cause e le conseguenze. Per quanto riguarda poi la nostra fondazione, più in generale, noi lavoriamo concretamente su questo fronte, sia dal punto di vista del lavoro sulla prevenzione, sull'educazione ai corretti stili di vita verso tutta la popolazione, proprio per costruire una longevità positiva. Lavoriamo sull'inclusione digitale della popolazione over 65, proprio per superare quel gap che è ancora molto importante, e poi porteremo avanti un'importante campagna dedicata proprio al superamento degli stereotipi legati all'età, proprio perché riteniamo che sia necessario un cambiamento culturale, soprattutto di fronte a questa grande sfida demografica che riguarda tutto l'Occidente, ma in particolar modo il nostro paese, proprio perché l'invecchiamento non sia più visto soltanto come un peso per i costi della sanità, del welfare e delle pensioni, ma sia visto come una grande opportunità per tutti gli individui, ma anche per il sistema, soprattutto alla luce dei numeri della silver economy, cioè tutta quell'economia legata ai consumi dei senior, che, attenzione, non sono solamente dei consumi sanitari, ma sono anche quei consumi legati al turismo, al consumo culturale e via dicendo, e che rappresentano un vero motore della nostra economia. Allora, grazie dottoressa Selvi per essere stata con noi questa mattina, buon lavoro alla sua fondazione. Abbiamo preso anche atto di un fenomeno che noi diciamo quasi tutti sconoscevamo, però è giusto che se ne parli, in questo modo magari ci approcceremo, e mi auguro tutti gli ascoltatori che sono stati con noi cominceranno magari a guardare le persone avanti negli anni e i più giovani in maniera diversa, dando fiducia agli anziani e ai giovani. Grazie a lei, una buona giornata. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie. Allora noi ci fermiamo, c'è un'altra breve sosta e poi torneremo a occuparci invece di assistenza sociale, ma lo faremo andando a vedere cosa succede a Catania, nel quartiere di Librino. Tutto questo fra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. In studio con noi c'è Giuliana Giannino, che è la presidente di Talitha Cum. Intanto buongiorno. Buongiorno. Allora, Talitha Cum è una realtà ormai solida, perché lavora, possiamo dire, da quasi 20 anni, no? Sì. Sono 17 anni. Lavorate esclusivamente sul Librino? Non solo sul Librino, ma siamo nati a Librino, siamo cresciuti con i ragazzi, con i giovani. Oggi alcuni ragazzi incontrati i primi anni sono diventati educatori del nostro centro, sono genitori di bambini che vengono affidati a noi. Talitha Cum è una bellissima avventura che nasce dal quartiere di Librino, ma proprio lì vogliamo oggi scoppiare di vitalità con i talenti che abbiamo incontrato in questi anni. Allora, siete nati dalla Caritas. Sì, siamo un'opera segno della Caritas, un'opera di prossimità. Pensi che il nostro primo centro aggregativo si trova proprio all'interno di un palazzo in Viale Moncata 2. Ci sono alcune mamme che ogni tanto vengono a prendere i loro bambini con le pantofole, tanto siamo prossimi. Non è solo una battuta, ma è il vivere insieme, accanto, che parte da un'osservazione, da un dialogo, da una conoscenza. E insieme si è costruita una vera e importante comunità, con le famiglie, con i ragazzi e con tutti gli attori sociali positivi presenti nel quartiere, che ad oggi rispetto a 15 anni fa sono molto vitali.
sia il terzo settore che l'istituzione pubblica, quindi la scuola. Noi oggi siamo in partenariato con la scuola Rita Atria, che fa un lavoro molto importante di presenza istituzionale per il quartiere. Allora, siamo qui stamattina per parlare di un altro vostro progetto. Avete fatto tantissimo, continuate a fare tanto, ma adesso ce n'è uno importante. Si chiama Liberi Talenti Librino. È un progetto che è stato scelto, pensate, sono 28 in Italia quelli scelti, 400 i progetti che erano stati presentati a livello nazionale, voi siete rientrati, quindi significa che c'è veramente qualcosa di importante in questa vostra idea, in questo vostro, diciamo, servizio, perché è un servizio quello che fornite di fatto alla comunità. Io dico sempre che un progetto non bisogna saperlo solo scrivere bene. Un progetto ha sempre delle grandi radici, i nostri 17 anni, il nostro cammino insieme ai ragazzi e acchiappare i sogni dei ragazzi, acchiappare anche tutte le possibilità, dare possibilità a chi non ne ha, dare accesso all'arte, alla musica, allo sport a chi non lo avrebbe. E oggi con questo progetto, di cui noi siamo molto felici ed entusiasti, potremmo offrire sport di alta qualità, quindi con professionisti. Un nostro partner è la Fondazione Laureus, una fondazione nazionale che si occupa di sport e di far arrivare lo sport proprio a chi non potrebbe. Lo sport l'abbiamo scelto con i ragazzi e abbiamo scelto lo skate, il self skate in realtà, che io non conoscevo ma mi hanno fatto conoscere. Abbiamo scelto il calisthenics, che è questa attività sportiva all'aperto, e grazie a una forte comunicazione con le istituzioni, col Comune di Catania, ci ha dato la concessione di poter installare nuove installazioni nella Piazza dell'Elefante, che, state attenti, non è Piazza Duomo, ma è una piazza centrale per Catania e si trova proprio a Librino. È una grandissima piazza dove oggi c'è, credo, lo skate park più grande che ci sia in città, e quindi lo dico a tutti gli appassionati. Noi lo potenzieremo ancora di più con altre installazioni. A luglio ci sarà l'installazione del calisthenics. Ma non facciamo solo installazioni, noi animiamo, facciamo crescere dalla terra, quindi queste installazioni saranno animate da professionisti specializzati in questi sport, e la metodologia che noi portiamo avanti in questi anni è affiancarli a educatori e a psicologi che magari i ragazzi neanche riconoscono, no? Che vedono come ragazzi attorno a loro, che aiutano a chi ha difficoltà ad accedere non soltanto per problemi economici, ma per problemi culturali, per problemi di personalità, per situazioni difficili che porta nel cuore, che quindi gli fanno resistenza nell'accedere ad un gruppo, nello stare insieme, e quindi facilitare a poter accedere a possibilità nuove per la propria vita. Questo è il campo sportivo, ma poi il nuovo centro aggregativo che nasce ha delle grandi possibilità musicali. La musica non è sempre a portata di tutti, ma però devo dire, scusa se la interrompo, sì, perché Librino ha una vocazione in questo senso. Infatti, nostro partner Musica Insieme a Librino, che ha fatto crescere una bellissima orchestra infantile. Oggi alcuni dei primi ragazzi si sono diplomati al conservatorio, alcuni di questi ragazzi insegnano a bambini della nostra città, tra cui mio figlio, e hanno la possibilità attraverso questo progetto di poter aumentare i corsi, quindi i giovani possono accedere, ragazzi dai 10 ai 17 anni possono accedere a corsi di strumenti singoli, ma possiamo anche invitare delle eccellenze in Italia musicali che potranno fare delle lezioni particolari ai ragazzi non solo di Librino ma di tutta la città che vorranno accedere. E poi c'è l'AME, l'associazione musicale Etnea, che a Piazza dell'Elefante creerà degli eventi musicali e culturali a cui tutta la città è invitata. Il concetto è oggi: guardiamo bene la città, guardiamo cos'è centrale e cos'è periferia. Invitiamo chi si sente centrale di venire in ciò che reputa periferia. Reputa perché la grande possibilità, un quartiere così giovane non può essere lasciato periferico. È veramente lo sviluppo della città e i giovani e i ragazzi lo sono. In questi anni l'abbiamo dimostrato. Il messaggio è quello allora dell'inclusione. Sicuramente
tutte queste attività, quindi di musica, di sport, l'attività più importante e innovativa, che è l'attività di coprogettazione con i ragazzi, una parte di budget noi non l'abbiamo progettata, non l'abbiamo programmata, e con l'ente finanziatore che è Fondazione con i bambini ci darà l'opportunità di costruire un comitato con i ragazzi che noi chiamiamo comitato junior, un vero comitato che crescerà i primi anni e che poi sceglierà con noi cosa fare di quel grande budget, quindi azioni costruite dal basso, partecipate insieme. È un progetto di una durata, diciamo, limitata nel tempo, ma che nasce e che si installa in un lungo lavoro e presenza di rete forte nel quartiere, e che sicuramente non si fermerà con questo progetto, ma grazie a questo finanziamento ha un impulso forte. Io voglio anche ringraziare altri partner, tra cui l'Università di Catania, il Dipartimento di Scienze e Formazione DISFOR, con la professoressa Dair, che farà il monitoraggio e la valutazione, proprio per evitare che si perde il progetto, ma che siamo sempre lì a misurare e valutare se realmente stiamo raggiungendo gli obiettivi, e non lo misuriamo noi adulti, ma lo misuriamo con i ragazzi e con le famiglie con cui cresciamo e costruiamo questo centro aggregativo. Lei parlava di obiettivi. Ci ha descritto tantissimo, ci ha detto che, insomma, agiti a 360 gradi, di fatto ha parlato anche di famiglie. Quanto è importante un'operazione, un'azione come la vostra in un quartiere periferico come Librino? Guardi, noi abbiamo come obiettivo quello di raggiungere almeno 700 minori. Consideri che con noi c'è il Giovanni Paolo II, che è un oratorio molto importante, punto di riferimento a Librino. Siamo due realtà molto forti e presenti. Abbiamo visto nel tempo che la prevenzione ha un impatto sociale importante. È quello che diciamo sempre alle istituzioni, che è meno caro. La prevenzione è sempre meno cara rispetto poi a dover curare e a dover rigenerare non soltanto vite ma anche spazi. E quindi ritengo che per tutta la città sicuramente il lavoro di prevenzione educativa e il lavoro di promozione di tutti i talenti e di tutte le possibilità dei giovani sicuramente avrà un impatto sociale, e c'è un ente a livello nazionale che si chiama l'AMA che misurerà proprio questo, l'impatto sociale di questo progetto, per poter ricreare buone pratiche, se queste saranno realmente buone pratiche, ma lo sono perché quello che insieme facciamo con i partner negli anni, si possono proporre come buone pratiche da replicare nel resto della città. Allora, io le auguro a lei, che è il Presidente, ma anche ai collaboratori, ai volontari, buon lavoro, in bocca al lupo, perché c'è veramente tanto da lavorare, avete fatto tanto, adesso la sfida diventa ancora più grande, no? Perché gli obiettivi, mano a mano che si va avanti, si punta a farli crescere, e questo mi sembra veramente che abbia delle finalità importantissime, non solo per Librino ma per la città di Catania. In bocca al lupo allora. Grazie. A lei, buon lavoro a tutti i suoi collaboratori, sono una quindicina mi diceva prima. 15 educatori, pedagogisti, psicologi e una trentina di volontari. E allora, insomma, se qualcuno magari ci sta ascoltando in questo momento e volesse diventare volontario, perché no, poter fare parte di questa rete che si amplia sempre di più. Grazie, buongiorno a Giuliana Giannino, Presidente di Taritacum. Buon lavoro ancora. Grazie. Ci fermiamo, fra pochissimo saremo di nuovo insieme, stavolta cambiamo argomento, ci occupiamo di rifiuti, di termovalorizzatori in Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso in collegamento con noi c'è Tommaso Castronovo, che è il presidente di Lega Ambiente Sicilia. Buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Allora, Castronovo, parliamo di termovalorizzatori e della posizione di Legambiente rispetto ai termovalorizzatori, perché qualche giorno fa è stato firmato questo protocollo, questa intesa con fondi per lo sviluppo e la coesione. Riguardano, diciamo, dal 2021 al 2017 arrivano fondi per 800 milioni, vanno ai 2 termovalorizzatori che la Sicilia realizzerà nei siti di Catania e Palermo. 36 di questi poi andranno a 3 discariche, 128 milioni per 4 impianti per il trattamento dei rifiuti. La posizione di Legambiente rispetto ai termovalorizzatori è critica. Adesso cerchiamo di capire il perché. Non è la direzione giusta? Credo sia, esatto. Proprio vanno nella direzione contraria, purtroppo. Noi dal 2018, da quando abbiamo messo in piedi un progetto dedicato proprio alla gestione dei rifiuti con obiettivo ambizioso che era quello di liberare la Sicilia dai rifiuti e avviarci verso l'economia circolare, il progetto Sicilia Munnizza Free, noi avevamo una situazione molto critica nella nostra regione. L'80% dei rifiuti venivano conferiti in discarica. A distanza di 5 anni potremmo dire che è cambiato molto nella nostra regione. Dai poco meno di 30 comuni che superavano il 65% di raccolta differenziata, oggi siamo a oltre il 70%, 270 comuni registrati nel 2022. I rifiuti che vengono conferiti in discarica sono poco meno della metà di quelli che venivano conferiti nel 2018. Quindi ci stiamo avviando, purtroppo non velocemente come avremmo voluto, ma ci stiamo avviando verso una nuova, era della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del riciclo integrato dei rifiuti, e questo anche perché gli obiettivi sfidanti e selettivi che ci impone l'Unione Europea non lascia alternative, e quella è la direzione. Gli impianti che invece distruggono e bruciano i rifiuti, anche quelli che potenzialmente potrebbero essere differenziati, sono una iattura per la nostra regione, perché non ci fanno sfuggire al problema delle discariche e non risolvono il problema della gestione dei rifiuti nelle grandi città. Perché se oggi abbiamo un problema di gestione dei rifiuti e di discariche esauste, è perché 2 grandi città, in particolare Palermo e Catania, ancora sono responsabili del 50% dei rifiuti che vengono conferiti in discarica. Quindi bisogna svoltare con una gestione efficiente e puntuale in queste 2 città per garantire di avviare al riciclo più rifiuti possibili ed evitare di buttare, letteralmente buttare, 800 milioni di euro in impianti obsoleti, tecnologicamente superati, quando in realtà bisogna investire su impianti di riciclo. E allora questi impianti di riciclo esistono già nel nostro paese? Credo certamente di no, ma in Europa ci sono esempi di questo tipo, e che benefici potrebbero portare? Guardi, esistono anche a Catania. Io proprio lunedì scorso abbiamo fatto... sono degli impianti che smaltiscono poco materiale rispetto chiaramente alla quantità immensa che produciamo, e il problema è i costi di gestione, i costi di produzione. Qual è il problema vero? Perché voi sottolineate un fatto, che la raccolta differenziata va potenziata. È la soluzione la raccolta differenziata? È la soluzione, ma non è la soluzione della Legambiente, è la soluzione che ci impone l'Unione Europea. Noi abbiamo delle direttive ormai che sono vigenti nel nostro paese, vale tanto per Milano, vale tanto quanto per Palermo e Catania. Non possiamo sfuggire, se no andremo incontro, come siamo andati incontro diverse volte nella nostra regione, alle infrazioni previste dalla Commissione Europea per aver violato delle direttive ben precise applicabili alla nostra regione. Noi dobbiamo evitare tutto questo. E per fare questo, appunto, bisogna potenziare, migliorare, offrire servizi efficienti ai cittadini che non hanno nulla di diverso rispetto ai cittadini milanesi e ai cittadini trevigiani, che sanno fare la raccolta differenziata. E lo voglio ancora una volta ribadire:
laddove sono stati offerti servizi efficienti e puntuali di raccolta domiciliare ai nostri cittadini siciliani, tanto a Messina, quanto a Mazzara del Vallo, quanto a Marsala, quanto ad Aci di Buonaccorsi, tanto per citare altri comuni, o Biancavilla, per citare altri comuni catanesi, i cittadini hanno risposto in maniera puntuale e come dire, collaborativa. Bisogna fare uno sforzo in più nelle grandi città, Palermo e Catania. Dopodiché gli impianti ci sono, ne servono sicuramente di più, alcuni impianti che arricchiscono e completano la filiera dell'economia circolare. Mi riferisco agli impianti per il riciclo, recupero e riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, mi riferisco agli impianti per il trattamento del legno, così come quelli per i pannolini e pannoloni. Insomma, lei tenga conto che il 97% dei nostri rifiuti sono potenzialmente riciclabili e tra l'altro, come dire, le direttive dell'Unione Europea ci obbligano a utilizzare sempre di più materiali riciclabili. Dobbiamo aprire un mercato che crei occupazione e benessere per i cittadini siciliani e per le imprese siciliane, pubbliche e private. Il vero problema, e qui andiamo veramente al nodo della questione, è che si favoriscono questi impianti che sono dei monopoli come dire, energetici, mentre si ostacolano gli impianti che invece servono veramente utili. Io le faccio un esempio, l'abbiamo raccontato in occasione del nostro ecoforum provinciale che abbiamo fatto lunedì a Catania. L'ultimo impianto pubblico finanziato dalla regione siciliana risale al 2005 proprio nel Calatino. L'impianto di Calat Impianti, di compostaggio e di selezione della carta e cartone e delle altre frazioni secche differenziabili. Ora, se pensa che questa è la direzione che ha preso la regione siciliana, finanzia 800 milioni come si chiamano, inceneritori e discariche, e non prevede nessun finanziamento per gli altri impianti di riciclo, è chiaro che guarda altrove. E nonostante questo però ci sono imprenditori illuminati, come lunedì abbiamo avuto modo di vedere a Catania alla UEM, dove hanno realizzato un impianto per la valorizzazione della plastica e metallo che differenzia e seleziona sempre e valorizza sempre di più materiali senza creare ulteriori scarti. Imprese che aspettano di avere sbloccati i fondi del PNRR per poter realizzare gli impianti che sono già stati finanziati attraverso le misure appunto dell'Unione Europea, insomma. Ci sono 300 milioni, chiedo scusa Castronovo, finanziati dal PNRR che non vengono utilizzati, che resterebbero inutilizzati, si rischia di perderli per la realizzazione di questi impianti in infrastrutture che servirebbero, come dice lei, all'economia circolare. Il discorso è lunghissimo e purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, però abbiamo capito insomma che si può fare molto di più a partire dalla raccolta differenziata, che è il nodo cruciale. Molto probabilmente forse bisognerebbe fare una raccolta non solo più puntuale ma più attenta, e magari istruendo in maniera attenta le persone che mostrano sempre resistenza alle novità, però certamente piano piano si sta cercando di abbattere questa resistenza e superarla. Ci sarà modo e occasione per parlare ancora di questo. Molto spesso però, ancora oggi, con questo magari chiudiamo, si bloccano questi impianti che, come dice lei, riescono a smaltire non emettendo più inquinamento, perché magari non si può andare perché c'è un blocco nel macchinario. Se fossero presenti con più, in maniera numericamente più elevata sul territorio, se se ne blocca uno ce ne sarebbero altri 5 pronti a poter recepire, così, fra virgolette, i rifiuti che andrebbero smaltiti. Non so se ho fatto la sintesi del suo pensiero. Se posso però dire una cosa, cioè questo tema dei termovalorizzatori io non credo che vada a sostituire il discorso della raccolta differenziata. C'è una parte chiaramente di rifiuti che non può essere differenziato e che poi va a finire in discarica. Quella parte finirebbe poi in questi impianti che appunto dovrebbero sorgere a Catania e a Palermo. Non credo che sia un invito a non fare più raccolta differenziata e dire tanto poi ci sarà il termovalorizzatore che smaltisce tutto.
Sì, insomma... Noi siamo proprio convinti che questo sistema, così come sono state le discariche per decenni nella nostra regione, che hanno ingessato il sistema, guardi, gli obiettivi che noi stiamo raggiungendo adesso, quelli del 65%, dovevamo raggiungerli 10 anni fa. Siamo sicuramente in Purtroppo c'erano le ritardo. discariche come quella di Lentini, di Catania, come quella di Bellolampo, che continuano ad essere ampliate, che servono solamente a ingessare il sistema, a creare un alibi alle grandi città per dire evitiamo di raccogliere perché i cittadini non rispondono, perché noi non siamo capaci e quant'altro, insomma tutta una serie di frottole che però appunto in altri casi hanno dimostrato il contrario. Quindi noi bisogna togliere tutti gli alibi, tanto le discariche quanto gli inceneritori, avviarci verso l'economia circolare e consentire ai cittadini di avere servizi efficienti come i cittadini Ma lombardi. dico, quei rifiuti che non possono essere differenziati, cosa facciamo? Li teniamo in discarica? Questo è il punto, perché comunque ci sarà sempre un rifiuto. Noi abbiamo osservato, abbiamo fatto le nostre osservazioni al piano regionale rifiuti, che chiaramente guarda altrove, non guarda la riduzione della produzione dei rifiuti, ma appunto noi quello che suggeriamo è che tra l'altro è previsto pure al piano regionale. Gli unici rifiuti che non sono in questo momento come dire, recuperabili e differenziabili possono essere come dire, trasformati in combustibile solido secondario, cioè in quella frazione che può diventare i cosiddetti cementifici a posto del petcoke, che è un altro materiale, uno scarto del petrolio che viene utilizzato per alimentare questi impianti nel caso del termovalorizzatore diventerebbe energia comunque, diciamo che sarebbe una parte di energia reimmessa poi nel la discussione è molto complessa e articolata, ci porterebbe... Quando volete io sono disponibile a confrontarci su questo tema in maniera più puntuale. Abbiamo appreso comunque tantissimo, speriamo di avere in qualche modo contribuito a sensibilizzare anche i cittadini, gli ascoltatori ad incrementare la raccolta differenziata. Quella si deve fare, che è fondamentale. Poi le soluzioni speriamo possono essere quelle meno inquinanti possibili e più realizzabili diciamo nel breve tempo in maniera concreta. In maniera concreta. Grazie grazie a Tommaso Castronovo, che è il presidente di Legambiente Sicilia. Torneremo a occuparci anche di questo. Per noi adesso è il momento dell'almanacco e poi ci rivolgeremo a Marco Amato per le sue per consultare le stelle, diciamo così. A fra pochissimo. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 29 maggio per celebrare la giornata mondiale dei Peacekeepers. Una giornata per onorare gli uomini e le donne che hanno prestato e continuano a prestare servizio nelle missioni di pace delle Nazioni Unite in tutto il mondo. Il castagno dei 100 cavalli è un albero plurimillenario che si trova nel Parco dell'Etna, nel comune di Sant'Alfio, ed è uno dei più grandi d'Italia. Secondo la leggenda, la regina d'Aragona, di passaggio nella zona del vulcano, incappò in un violento temporale e si rifugiò proprio sotto quel castagno. E non da sola, ma insieme a tutto il suo seguito. Scopriamo insieme l'origine dell'espressione once in a blue moon, che letteralmente significa una volta ogni luna blu. Che cosa vuol dire esattamente? In realtà Blue Moon si riferisce alla seconda luna piena all'interno di uno stesso mese. E sapete che questo evento è così raro che si verifica soltanto ogni 3-5 anni? Proprio per la sua rarità ha dato vita a questa espressione. In italiano abbiamo un modo di dire simile, diciamo una volta ogni morte di papa. Anche qui il concetto è collegato a un avvenimento piuttosto raro, come appunto la morte di un papa. Amato, buongiorno Marco. Solo belle notizie, Marco, mi raccomando. Beh, oggi ce ne sono, come? Buon caffè intanto, buon caffè. Col cuoricino. Grazie. Col cuoricino? Sì, all'interno, cuoricino all'interno. Beh, sì, il cuoricino è all'interno proprio perché oggi è una giornata in cui il love is in the air. L'amore nell'aria, È assolutamente Stiamo parafrasando una vecchia canzone, non so se ricordate, Love is in the air, una canzone degli anni, credo fine anni 70, primi anni 80, se non ricordo male. Forse anche prima, forse anche prima. No, comunque il periodo è quello. Fine anni 70, sì.
Allora, dunque, oggi vi volevo parlare di questa configurazione di Venere in Gemelli e di Luna in Acquario. Le signore dello zodiaco sono nei segni d'aria, quindi love is in the air. Ma cosa vuol dire in soldoni? L'amore libero, l'amore si rinnova, l'amore più nobile. E proprio per questo volevo fare caso con le stelle e puntare i loro riflettori su un Bilancia che è un segno d'aria, un Bilancia che ha fatto molto parlare di sé ultimamente, ed è proprio Fedez. Fedez che è stato visto mano nella mano con una bellissima modella francese, di cui eccola, appunto è stupenda lei, di cui non ho trovato il segno zodiacale, quindi non vi posso dire che segno zodiacale è lei, ma sicuramente so quello di Fedez ed è Bilancia, quindi l'amore riparte. Quando Venere e la Luna sono nei segni d'aria, ecco, tutto diventa più comunicativo, tutto diventa più social, soprattutto in Gemelli, ed è proprio la Venere in Gemelli che fa ripartire il gossip proprio sul Fedez nazionale. I Bilancia, i Gemelli e l'Acquario sono assolutamente i più privilegiati in amore, proprio perché la dialettica della Venere d'aria li porta a essere sicuramente più comunicativi a livello personale, a dichiarare meglio e più immediatamente i loro sentimenti, ma soprattutto a rendere l'amore un balsamo leggero, che è sempre il toccasana dell'esistenza dei segni dello zodiaco. Il fatto che sia in Gemelli aiuta in trigono sia i Bilancia che gli Acquario. I Bilancia sono anche un segno di Venere e quindi maggiormente si potenzia questo aspetto rispetto agli altri due. Il fatto che sia anche in trigono all'Acquario rappresenta una liberazione in amore e un superamento di tutte le dinamiche sentimentali. Uno sguardo al cielo che oggi prevede una condizione zodiacale ottimale, non solo per i segni d'aria, perché se va bene agli aria, per regola zodiacale va bene anche il fuoco, soprattutto Ariete e Leone, proprio perché, essendo in posizione di sestile, l'amore per gli Ariete diventa un fattore comunicativo, essendo nella loro terza casa, molto importante. Quindi gli Ariete si dichiarano, gli Ariete agiscono, mentre invece Leone trovano concretezza e cemento nella loro dinamica sentimentale. L'opposizione è col Sagittario, quindi ai Sagittario tocca inseguire l'amore come un obiettivo. Cosa succede agli altri segni zodiacali? I Terra sono sicuramente più rallentati, come se gli sfuggisse qualcosa in particolare. Il Capricorno e la Vergine. La Vergine in particolare riceve questa Venere in quadratura, quindi è un momento di riflessione sulle dinamiche sentimentali che mancano da un po'. Il Capricorno tende a non capire il partner, mentre invece il Toro sicuramente avrà maggiori difficoltà in amore, ma Venere in seconda casa propone la piccola fortuna, ovvero delle piccole entrate economiche. Cosa fanno infine gli Acqua? Gli Acqua hanno una dinamica con Venere in Gemelli che si sposta al Cancro in una maniera emotiva e sentimentale. Devono riflettere un po' su qualche errore fatto in passato e su qualche amore che non riescono a confessarsi, mentre invece lo Scorpione è troppo distante in gradi da questa configurazione, quindi l'amore per adesso è una dimensione secondaria, mentre invece i Pesci hanno una dimensione con questa Venere di quadratura che deve cercare l'accordo, la mediazione e soprattutto azzerare il conflitto. E detto questo, vi auguro una splendida mattinata e love is in the air. Grazie Marco. Torniamo da Emanuela. Ti faccio vedere soltanto la copertina di Panorama, oggi dedicata a Donald Trump, vestito da zio Sam. Il titolo è La conquista dell'America. Donald Trump è sotto processo, ma nei sondaggi vince su Joe Biden, che nonostante un'economia in crescita ha commesso troppi errori e va in crisi d'autorità. Così l'ex presidente ipoteca la candidatura per il voto di novembre. Obiettivo: tornare alla Casa Bianca per rifare grande il
paese. Adesso torniamo indietro invece. 29 maggio 1940 Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena. Conquista così la sua prima maglia rosa che difende sino a Milano, risultando con i suoi 20 anni il più giovane vincitore del Giro. 2 anni dopo, il 29 maggio 1942, Bing Crosby registra la canzone White Christmas, è il brano più venduto nella storia della musica, con oltre 30 milioni di copie. Nel 1942 vince anche l'Oscar come la migliore canzone. Pubblicata in Italia lo stesso anno, viene censurata dal fascismo. E per i tibetani è la madre dell'universo, per i nepalesi è il dio del cielo, per l'Occidente è semplicemente il tetto del mondo. Il 29 maggio 1953 Edmund Hillary e Tenzing Norgay sono i primi a raggiungere la cima del Monte Everest. Li vediamo in questa fotografia. Giunti alla vetta, Hillary pose una croce sulla neve in segno di ringraziamento, mentre Tenzing offrì biscotti e cioccolato. Rimasero un quarto d'ora a contemplare tutto il mondo ai loro piedi. 29 maggio del 67 nasce Noel Gallagher, fino al 2009 è stato il frontman insieme al fratello Liam, se volete, dei Oasis, una delle band più note e di successo del rock britannico. Invece il 29 maggio del 2013 muore Franca Rame, è stata un'attrice teatrale, drammaturga e politica italiana. Figlia d'arte, a 20 anni esordì nella rivista al Teatro Olimpia di Milano, 4 anni più tardi sposò Dario Fo, li vediamo assieme, iniziando con lui un lunghissimo sodalizio artistico e naturalmente matrimoniale. Chiudiamo, 29 maggio del 2015, Jovanotti lancia il singolo L'estate addosso, che stiamo già sentendo. L'idea di creare questo brano nacque nel 2013 mentre Jovanotti collaborava con il regista Gabriele Muccino. Muccino non solo ha scritto e diretto un film con lo stesso titolo, ma ha anche curato la regia del videoclip del singolo che adesso vediamo. Grazie, ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia. Emanuela, una buona giornata. A te Angelo e a tutti voi. E domani torna Buongiorno Sicilia puntuale come sempre.